Prova di maturità per l'Imperia di Lupo in casa della capolista Gozzano, senza timori reverenziali la formazione ligure che costringe Vaggi al grande intervento sul colpo di testa di Edo Capra, il Gozzano però è formazione di altissimo spessore. Al 17° minuto passa in vantaggio quando riesce a partire in contropiede su un corner imperiese. La velocità nel ribaltare l'azione dei giocatori locali è impressionante, con Sillà che all'ultimo segmento cede il testimone ad Allegretti, ribattuta sulla linea alla prima conclusione, sulla respinta ancora al numero 10 a raccogliere e di potenza a realizzare la rete che si rivelerà decisiva. Il Gozzano infatti cerca il raddoppio, soprattutto nel primo tempo, con Sillà che trova un ottimo intervento di Dani e con Confalonieri, ancora l'estremo ospite protagonista, a chiudere una prima frazione di marca locale. La girata di Allegretti alta di pochissimo, ma anche un tocco di Minasso da dentro l'area, deviato in corner da Vagge. Nella ripresa si placano un po' i ritmi, la prima occasione per Di Giovanni che costringe Dani alla parata a terra, poi alla volta di Allegretti che più volte ha cercato la doppietta come in questo tentativo a lato di poco. L'ultima parola è ancora per i locali con Caiode, autore di un buono spunto al numero 13, ma di una conclusione totalmente innocua per Dani, così come totalmente innocua è stata l'Imperia nel secondo tempo. Troppo poco per cercare il pareggio, il Gozzano vince e rimane primo. L'Imperia si prepara alla gara di mercoledì prossimo contro il Saluzzo.